Buongiorno a tutti cari amici, lanciamo una sfida, giochiamo a 10 minuti, vediamo chi accetterà la partita, appena lanciata la sfida, ok qua abbiamo il nero, E4, su E4 giochiamo la francese, giochiamo sempre la francese, D4, D5, ok cosa ci farà? Ci fa il cambio, ok qua ci fa C4, ok C4 vuole giocare con un pedone isolato. Giochiamo alfiere B4 scacco, come norma generale va bene cambiare pezzi minori contro il pedone isolato. Qua giochiamo cavallo F6, tempo fa mi piaceva cavallo E7, e cavallo F6 mi sembra più standard ed è anche la mossa che consiglio nel corso. C per D5. Va bene, qua potremmo prendere in D5, ma potrei anche giocare a Rocco, velocemente. Pensiamo un attimo. Cavallo per D5 non ha problemi, allora se a Rocco cosa vorrà fare? Cosa vorrà mai fare? Non so cosa voglio fare su Rocco. Cosa vorrà fare su Rocco? Arrocchiamo prima. No, ma non è che sia meglio, ma gli creiamo un po' più di problemi pratici. Poi deciderò se prendere in D5 col cavallo o magari anche con la donna. Ok, voglio vedere cosa fa lui. Ok, cavallo F3, va bene. Ora giochiamo magari cavallo per D5. Potrei fare cavallo per D5 semplicemente. Cavallo per D5, ha fatto donna B3. Ma qualcosa mi dice, cioè mi stona un po' ciò che sta facendo il bianco, perché sta trascurando il suo sviluppo. Ancora il re al centro. Per esempio io potrei anche dargli scacco. Se gli do scacco non, cioè, farà fatica ad arroccare. Per esempio gli do scacco e che fa ora? Alfiere E2 farà? O cosa farà? È che se gioca alfiere E2 non potrà arroccare facilmente. Perché se uso alfiere E2 il suo alfiere non sarà difeso. Ora gioca alfiere 3, ma mi sembra sempre sospetta questa posizione. Perché se prendo in E3 mi sembra che il bianco possa incorrere in gravi problemi. Allora posso prendere in E3 e fargli perdere la possibilità di arroccare. Mi sembra assai brutta per lui questa posizione. Posso prendere in E3, torre per E3, su re F2 probabilmente potrei avere anche torre per F3 che è distruttiva. Allora potrei giocare la materialista alfiere per C3, B per C3, così guadagnare un pedone, ma mi sa che così posso tenere di più. Sì, perché su F per E3 torre per E3, no? E se gioca che torre per E3, e qua c'è un attacco simultaneo, solo che il problema è che l'attacco continua. Torre per F3, su re per F3 cavallo C6 minacciando un doppio a re donna, su G per F3 prendo in D4 e poi mi sviluppo con tutti i pezzi e non dovrebbe funzionare questa cosa, no? Cioè se no sarebbe un gioco molto ingiusto. Va bene, ora prendo qui e cosa fa ora? Mi sembra un po' scomoda, no? La posizione nera, cioè deve essere vantaggiosa per noi, no? Ora potrei dare scacco in D2, no? Per esempio, perché se do scacco in D2, se gioca alfiere E2 posso prendere in C3, minaccerò l'alfiere, quindi io avrei due pezzi per la torre, diamo prima scacco, poi che mi posso sempre sviluppare, no? Su re G3 alfiere D6, che cosa fa? Cavallo E2 forse deve fare, forse può fare cavallo E2, va bene, ora non so se fare alfiere E6 o cavallo C6, entrambe le mosse sembrano buone. Su alfiere 6 se mi fa torre di 1 e donna G5 scacco, controllo e poi guadagno la donna, o se no posso fare cavallo C6. Non so quale delle due mosse è meglio perché entrambe sembrano molto buone. Forse alfiere 6, no? Che attacca la sua donna, una mossa un po' più di iniziativa. Alfiere 6 forse farà donna di 1, donna G5, cavallo G3, cavallo C6, sviluppo tutti i pezzi, devo stare meglio. Alfiere 6, vediamo cosa farà. Su torre di 1 donna G5 scacco abbiamo detto, no? Poi prendiamo la sua donna, quindi qua perderebbe. Deve spostare la donna da qualche parte, poi finisco lo sviluppo, però secondo me c'è un attacco interessante. Ok, qua ora c'è una minaccia velata, no? Da parte del nero, perché potrebbe minacciare matto, ma ovviamente no, continuiamo con lo sviluppo e mi sembra assai difficile, no? La posizione nera. Stiamo sviluppando. Su torre di 1 a questo punto, oddio, posso fare donna G5, no? Ma a questo punto posso anche prendere in B2, no? Posso iniziare a catturare pedoni forse anche. Perché no? Pensiamo un attimo. Se prendo in B2 cosa farà lui?
prendo in B2 e che fa? Un pedone, e che ora per la qualità ho già 3 pedoni, no? Che è parecchio. Dovrebbe essere vincente, no? Già la posizione nera. Se fa donna B5 probabilmente semplicemente torre B8, no? Poi A6. Voglio prendere anche in A2, no? E prendere un altro pedone, iniziare a spingere i miei 3 pedoni in più. Non può muovere il cavallo, non può muovere l'alfiere. Non sembra una buona posizione per il bianco, no? Probabilmente il bianco ha giocato posizioni migliori qua. E che già tutta questa variante di cambio con C4 di solito non è granché. Ok, qua ha fatto torre C1. Va bene, concentriamoci. Allora, quello che dicevo io è, se prendo anche A2, che problemi ci sono? Nessuno. Perché stiamo così bene, potremmo anche prenderlo. Cioè, che è anche un peccato, no? Perché probabilmente qua si può anche portare in gioco la torre, no? Possono portare in gioco tutti i pezzi, ma c'è un pedone A2 così, sarebbe bello catturarlo, no? Allora pensiamo un attimo. Posso portare in gioco dei pezzi. Allora, è che prendere in A2, no? Perché è un pedone, cioè è troppo bella, no? Una mossa di questo tipo per non farla. Pensiamo un attimo. Cosa avrà intenzione di fare lui? Allora, diciamo che A2 penso che cadrà, no? Posso anche provare a vedere, a esplorare altri piani. Che alfiere di 6 forse non è male. Che davvero non può fare nulla lui. 2 pedoni ce li ho già. Facciamo alfiere di 6. Tutti i pezzi si difendono reciprocamente. Interessante, no? Magari continuo con H5, H4 o prendo in A2. Ok, qua può fare torre C2 effettivamente. Ok, se su torre C2 sposteremo la donna in una casella aggressiva, no? Perché abbiamo iniziativa anche nel mediogioco, questo è il fattore, no? Che mi fa pensare che probabilmente è interessante anche mantenere, no? le donne. Torre C2, come abbiamo detto. Va bene, mettiamo la donna in E5, no? Molto attiva qua. Qua non so cosa farà. Se fa donna B5 potrei considerare anche alfiere D5, no? Con attacco. Ok, qua ha fatto cavallo G3, va bene. Però qua ora ho la casa in D4, no? Che è potente. Devo solo decidere se fare alfiere D5 o cavallo D4 subito. Cavallo D4 sembra forte. Anche alfiere D5. Su cavallo D4 cosa farà? Cavallo D4 metterà la torre in D2 forse. Allora cavallo D4, torre D2 e lì forse potremmo prendere anche in F3, F3, fiere D5. Molto interessante la posizione, molto interessante, ma continuiamo ad analizzare un po' meglio. Potremmo giocare alfiere D5 anche, minacciando tutte queste cose. Su alfiere D5 guarderei sempre torre D2 e su torre D2 potremmo provare anche a vedere alfiere per F3, no? Se porta qualcosa di buono. Allora alfiere D5, che è interessantissimo. Ok, anche cavallo D4, abbiamo cavallo D4, giocherà torre D2, no? Abbiamo detto. Potrei anche iniziare a spingere, no? Con C5. Allora D4 e non ci sarebbe nulla di male. È che bisogna prendere una decisione qua. Alfiere di 5 anche molto interessante, abbiamo detto, che ci sarebbero poi varie idee d'attacco, perché sì, poi sarebbe difficile, no? Da difendersi per il bianco, che alfiere
Il 5 è spettacolare. Bisogna scegliere, facciamo cavallo di 4 che è assai attiva. E di quelle mosse, no, che è difficile proprio non farla. Ora penso che probabilmente, non so, potrebbe fare torre di 2, no? Penso, abbiamo detto. Su torre di 2 lì varie mosse devo considerare, posso analizzare addirittura cavallo per F3, C5, no? Per consolidare il cavallo, no? E poi una delle mosse che stavamo dicendo, C5 seguita da donna F4, mi sembra promettente, no? Quantomeno. Vediamo cosa avrà in serbo per noi il nostro avversario. Poi forse su torre di 2, C5 semplicemente. Mantenendo, no, le minacce, C5. C5 sembra forte, no? Perché su C5, se tipo fa alfiere C4, posso fare anche donna E3, no? Facendo pressione sulla torre. È molto difficile, no? La sua posizione. Magari alfiere C4 ho fatto, come volevasi dimostrare. Io qua potrebbe essere assai interessante anche giocare B5 per deviare e mettere qua l'alfiere. Cavallo per F3 è anch'essa interessante, perché se prende donna F4, allora su cavallo per F3 cosa fa? Che se prende in E6 posso prendere in D2, su cavallo per F3, re per F3, donna F4, su cavallo per F3 se prende in D6 minimo posso fare cavallo H4 scacco e donna per D6, cosa fa su cavallo per F3? Che se fa torre 2 potrei fare cavallo H4 scacco, prendiamo in F3, trovo forte per non farla. Su re per F3, donna F4, attacco il re, attacco D2, se fa torre per D6 come detto prima, cavallo H4 scacco, donna F4, e che l'alfiere interferisce con la sua donna. Ora, ok, diciamo che su re 2, no, l'idea sarebbe alfiere per C4 semplicemente. Questa era l'idea base, no? Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Non so cosa ho in mente. Su re G2 donna per D2, su tutte le mosse che lasciano la torre in presa la prendo. Su re 2, oddio, potrei guardare se alfiere G4 ha senso. Potrebbe essere, ma probabilmente è meglio prendere in C4. Anche donna per C4 dovrebbe essere vincente per il nero, eh? Qua abbandonato. Vediamo cosa dice il nostro amico. Ora è comparsa la barretta. No, è che davvero questa è la francese, no? Che è molto buona secondo me, e C4 nel cambio secondo me non è la migliore, e qua ha preso, che qua ho preferito arroccare, potevo anche prendere, e qua donna B3 secondo me era meglio rassegnarsi alfiere di 2 anche se era un po' passiva, dopo donna B3 non si sviluppa, e qua ho fatto questa mossa. Qua probabilmente ho altre mosse, questa era quella più materialista, no? Ma qua adesso giochiamo dinamico, bam, torre per E3, re F2, attacco simultaneo, torre per F3, il computer è d'accordo da meno 5. Su re per F3, cavallo C6. Interessante, no? G per F3, donna per D4, donna D2. Qua non è la mossa più forte secondo il computer, questa. Non so cosa dica il computer, forse alfiere 6, non lo so. O forse continuare, non so, a me piace donna D2. Ah, forse alfiere C5 magari, no? No, alfiere C5. A me piace donna D2. Su alfiere 2 mossa di sviluppo prendo in C3, poi prendo l'alfiere, se prova a darmi matto, no? E comunque cioè, è molto difficile, no? Perché cioè probabilmente lo diamo noi matto, no? Donna I3, ma anche se continuo a svilupparmi, no? Vince nero, perché ho due pezzi, cioè anche questa è vinta per il nero. Su donna per B7, no? La torre in presa. Quindi qua ha fatto cavallo E2, alfiere 6 perché su torre di 1 donna G5, no? E poi cade, e questa posizione non dovrebbe resistere. Torre C1, alfiere D6, qualunque mossa, cavallo C3, cavallo D4 e C5, no? Io pensavo mosse più passive, ho giocato queste, qua cavallo per F3 ad essere forte. Se prende in E6, cavallo per D2, no? Che va benissimo. Se gioca torre per D6, cavallo H4 intermedia, no? E re da qualche parte,
e qua devo vincere perché ho tanti pedoni in più, no? E provi a vincere nero. Se gioca alfiere per E6, io qua devo ancora pensarci, ma penso che, perché se prendo in E6, ma in realtà anche se mi cade il cavallo, cioè qua devo stare meglio io, no? Perché ho 5 pedoni, no? Per il pezzo. Ma so, alfiere per E6, forse qua ho qualcosa di più interessante, forse potrebbe essere anche F per E6, qua devo pensarci, ma cioè, obiettivamente cioè, sembra che è un attacco interessante qui, no? Qua potrei giocare anche donna di 2, no? Questa dovrebbe essere terminale, sta mossa. Allora ho giocato re per F3, scacco, qua abbandonato. Su re 2 alfiere per C4, su re di 1 alfiere 2. Su re e 1 stavo ancora pensando, ma c'è il punto è che qualunque mossa, no? Tipo anche B5, no? Dovrebbe vincere, o anche sì, torre qui in presa. Torre qui, no, sì, B5, non mi ricordo. B5 ecco perché stavo pensando B5 per fare torre 8. Però ok, forse è meglio non abbandonare, no? Perché cioè, immaginati se facevo torre 8, no? Però ok. No, non penso che l'avrei fatta, no? Almeno ho giocato decentemente finora per perdere così, ma non si sa mai. Sempre meglio non abbandonare. Va bene, spero che questa partita sia piaciuta, e un altro esempio della francese, secondo me molto interessante.